Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato Che orzodistico, dire, allora biodiversità, Fortunale performance è nata ambientale. dall'idea, dal Lumi Beer concept, nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. quindi questo maglioncino è venduto esibito Signore all'ascolto, buongiorno. Dunque, edizione particolare di friulitv.net. Abbiamo fatto il lancio per quanto riguarda insomma lo speciale. Ci stiamo per collegare proprio con la foresta di Tarvisio, dove è in corso la giornata dell'ecosostenibilità, la marcia sostenibile, dove stanno partecipando tantissimi personaggi a livello internazionale. Allora apriamo subito la finestra perché in questo momento è in corso la sfilata di moda e andiamo anche con l'audio, ce la anche per vogliamo far sentire crescere. Non Arianna so se avete Geronzi che in visto questo momento tutto sta questo parlando filmato e che ho fatto chiaramente anche delle sta dirette, cominciando, come detto, grazie a la Friuli sfilata di TV. moda. Il Ringraziamo programma Omar, purtroppo è siamo in diretta e lo ringraziamo tanto anche per leggermente questa in ritardo collaborazione. Insomma, causa tutti i i nostri lavori in sponsor si corso sono sulla dati da fare 23 che per hanno darci una fatto mano ritardare il e gioco renderla forza virale. tutto il Spero che programma. Allora io Francesco sento Arianna in bassa frequenza che sta abbia già ripreso. parlando chiaramente con il pubblico Adesso e vi ripasso lascio per un paio di il minuti microfono a a lui. questa bella sfilata che sta, ripeto, Ieri ho visto per che si sono iniziare. Avremo filmato. anche gli ospiti che Comunque, se volete interverranno aggiungere qualcosa nel potete corso farlo. Dicono che si sono dimenticate un po' di della cose. La giornata. vetta Insomma, si vedremo è se avremo sciolta, Marco quindi Piemonte posso che so dire che sta girando qualcos'altro, da quelle dai. parti, che è un po' il co-organizzatore Devo anche dell'evento, aggiungere sta che girando, ogni mio insomma anche lui capo è è un pezzo impegnato unico, e io chiaramente, dipinto a ripeto, mano e stiamo ogni cercando proprio capo in presa diretta è un immagini che pezzo arrivano dalla unico foresta di Tarvisio e e allora andiamo a sentire cosa sta è accadendo in quel di sostenibile. Tarvisio. Ogni etichetta l'ho realizzata io personalmente perché spesso quando io acquisto non mi piace lo scarto della carta o piuttosto che della plastica, quindi ho realizzato delle etichette con carta seminabile. Quindi dopo questa etichetta è un valore aggiunto perché può essere piantata e quindi cresce anche la pianta. Poi l'etichetta all'interno appunto segnala che la maglietta è un pezzo unico, quindi c'è un numero di serie e c'è il QR code che vi indirizza poi al mio sito internet che ho creato proprio da poco, il sito e-commerce, che è www.spardarte.it. E niente, quindi da lì vedete anche le opere, i quadri, le magliette, tutto l'abbigliamento. Grazie. E adesso faremo fare un altro intermezzo alla danzatrice del ventre. Vi racconto solo gli ultimi due brand, che sono il brand di occhiali che vedrete sfilare dopo. Sono occhiali principalmente per ciclisti, fatti con tessuto riciclato, dove le lenti potete toglierle e interscambiarle con altre tipologie di lenti, sempre dello stesso brand, e si chiama Onir Eyewear. E poi c'è anche Rifo, che è un piccolo brand del Pratese interamente ecosostenibile. E ringrazio tutti e diamo spazio alla danzatrice. Ecco, torniamo in studio in attesa chiaramente anche le persone che stanno operando sul posto e stanno cambiando location. Adesso, come avete sentito, c'è la danzatrice del ventre, ma a secondo insomma ci sarà poi la sfilata con gli abiti particolari. Torniamo da Tarvisio di nuovo in diretta. مالي وانا مالي وانا مالي بالاحسن انا مالي وانا مالي وانا مالي بالاحسن انا مالي عايشه في احلى ليالي ويا حبيبي الغالي وانا مالي وانا مالي بالاحسن انا مالي وانا مالي وانا مالي بالاحسن انا مالي عايشه في احلى ليالي
ويا حبيب الغالي بحبك أوي يا عيوني بحبك مهما نموت بحبك أوي يا عيوني بحبك مهما نموت هيدوموا طب وأنا مالي طب وأنا مالي وأنا مالي وأنا مالي مالي Ecco, mentre lasciamo la danzatrice del ventre, rientriamo in studio per una notizia di cronaca. Abbiamo già dato aggiornamenti nel corso della mattinata. Piccoli gruppi di immigrati per complessive 81 persone sono state intercettate dalla polizia a varie riprese a partire dall'alba di oggi nella zona delle Noghere, nel comune di Muggia e in via del Carnaro. Si tratta di migranti di nazionalità pakistana prevalentemente. Tutti sono stati portati alla caserma della polizia di frontiera a Fernetti, dove si trova l'hub, dove saranno sottoposti allo screening sanitario, dove saranno effettuate le pratiche di identificazione propedeutiche alle richieste di asilo politico. E allora torniamo a Tarvisio. Per il momento il collegamento è saltato perché chiaramente è una zona di montagna dove sì, arriva il segnale, però in certi momenti insomma ci sono difficoltà audio video. Vediamo se riusciamo a recuperare il segnale. Ripeto, tra qualche istante partirà la sfilata che seguiremo insomma in diretta, sperando, ripeto, che il collegamento internet mantenga le promesse stabilite. D'altronde sappiamo che siamo un po' indietro con le infrastrutture tecnologiche e dunque dobbiamo un po' gioco forza fare quello che accade. Allora, dicevamo appunto questa ultima ora in merito a questa notizia che è giunta pochi minuti fa dell'operazione in corso da parte della Polizia di Frontiera in quel di Trieste. Vediamo se riusciamo ad avere novità dagli amici che si trovano appunto dal comitato organizzatore della marcia sostenibile che si sta svolgendo e si chiuderà questa sera intorno alle 19 all'interno della splendida location della foresta di Tarvisio. Avevamo un collegamento in questo momento in onda, però ci sono dei problemi di segnale, così mi dicono dalla regia. Vediamo se non ci sono ancora novità. Perfetto, allora noi andiamo avanti con la nostra diretta per dire che c'è stato appunto questo rintraccio. 81 al momento non c'è stato riferito se ci sono anche minori non accompagnati al seguito. Sappiamo soltanto che tutti 81 i migranti sono stati trasferiti all'hub di Fernetti, dove è in corso il triage sanitario e poi chiaramente scatterà per loro la quarantena obbligatoria. Durante il soggiorno obbligatorio ci saranno poi le varie pratiche per quanto riguarda la richiesta di asilo politico. Vediamo se abbiamo novità. Dobbiamo un po', come si dice, viaggiare in versione nebbia perché non ci rispondono da Tarvisio, dunque non sappiamo esattamente se è un problema soltanto di cellulare o altro ancora. Il bello della diretta è anche questo. Come vi avevo detto in apertura, il collegamento era previsto intorno alle 11:30 secondo cronoprogramma, ma i lavori che si stanno materializzando da diverse settimane lungo la A23, in particolare nel tratto Gemona verso il confine di Stato, ha giocoforza rimesso e ha rivoluzionato la scaletta del programma. Si viaggia praticamente con circa un'ora e mezza di ritardo rispetto al programma previsto, e tra l'altro ci sono anche dei piccoli problemi di segnale video per quanto riguarda il collegamento posto con i nostri amici dell'associazione appunto che sta organizzando questo evento. E chiaramente se riusciremo a ricollegarci continueremo a fare questa diretta, altrimenti non è il massimo vedere me parlare per tutto il giorno cercando insomma di improvvisare e portare avanti
quello che accade, io direi che per il momento chiudiamo qui questa finestra informativa. Se ci saranno le condizioni di poterci ricollegare con Tarvisio torneremo in diretta, altrimenti insomma vi do appuntamento intorno alle 13:30, 13:40 per un'edizione di linea diretta friulitv.net legata appunto all'informazione, al nostro audio video giornale. Vabbè, per il momento è tutto, chiudiamo qui questo collegamento. Ripeto, ci sono dei problemi, mi conferma anche la regia, ci sono dei problemi con il segnale internet per il video collegamento da Tarvisio, infatti la situazione è un po' instabile, e grazie ancora per la visione e l'ascolto, vi diamo appuntamento più tardi. Buon pomeriggio a tutti. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.